Ben ritrovati dalla redazione. Patrizia Castaldini è il nuovo procuratore capo di Trieste. La sua nomina è stata ratificata all'unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura dopo la votazione sempre unanime della quinta sezione del CSM stesso. Succederà al PM Federico Frezza, che dopo il pensionamento di Antonio De Nicolo aveva ricoperto la carica di interim. I tempi per l'insediamento non sono ancora noti. Patrizia Castaldini, originaria di Ferrara, ha 61 anni e un'esperienza trentennale in magistratura. Non ha fornito nuovi elementi al GIP durante l'interrogatorio e versa ancora in uno stato di shock Alberto Bogaro, il trentenne che domenica ha accoltellato 3 persone al caffè teatro di Gradisca di Sonzo. L'uomo non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma poco è emerso nell'aula del Tribunale di Gorizia e il giudice per le indagini preliminari si è riservato di confermare la detenzione in carcere. Il terminale ungherese delle Noghere sarà completato nel 2028, a dirlo nel corso di un incontro nella sede dell'autorità portuale giuliana con il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. È stato il vice ministro ungherese agli affari esteri e commercio Levente Magyar. Il costo stimato per la costruzione del nuovo scalo è di circa 200 milioni di euro. I 2 vice ministri, accompagnati dal commissario del porto Vittorio Torbianelli e dall'assessore regionale Pierpaolo Roberti, hanno visitato il cantiere dove ufficialmente è stato dato il là alla realizzazione del muro di banchina e di dragaggio. Al via il secondo lotto dei lavori in project financing presso la Cittadella Trieste Campus di Via Locchi. Sono stati presentati i lavori alla presenza del sindaco Roberto Di Piazza, dell'assessore Everest Bertoli, del presidente amministratore delegato di Trieste Campus, rispettivamente Enrico Samere e Andrea Razzi. Trieste Campus, come spiegato dall'assessore Bertoli, è il primo project financing sportivo del Friuli Venezia Giulia, realizzato in stabili di proprietà del comune di Trieste, che necessitavano di un progetto di riutilizzo nell'area di Via Locchi, in adiacenza al polo natatorio Bianchi, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo poco nuvoloso, per nubi stratificate medio-alte, quote marcate inversioni termiche, con gelate notturne sulla pianura e zero termico sopra i 2000 metri. Temperature minime in pianura fra -2 e 0 gradi, le massime fra 9 e 12, sulla costa da 2 a 4, massime fra 8 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.